Sul sito del comune di Agrigento è finalmente reperibile il verbale della seduta del Consiglio Comunale del 5 marzo scorso, quello riguardante la mozione sulla riperimetrazione della Valle dei Templi. In questi giorni sono emerse polemiche relative al risalto nazionale dato alla questione. Il sito online di Repubblica, sezione Palermo, titolava della mozione shock del comune agrigentino, poi un virgolettato: restringiamo la valle, troppo ampia. Di norma il virgolettato viene utilizzato per indicare una citazione. In realtà nei verbali della mozione non esiste alcuna citazione di questo tipo. Facciamo chiarezza e proviamo a farlo in termini esaustivi. Il Consiglio Comunale nella sua mozione definitiva sollecita l'amministrazione, e ripetiamo l'amministrazione, ad adempiere alla riperimetrazione richiesta dal CRU, cioè il Consiglio Regionale Urbanistica, l'ente che approva il piano regolatore. Quando è stato approvato il piano regolatore, il CRU ha fissato questo limite e il comune di Agrigento non si è opposto. Da più di 4 anni si attende quindi questo adempimento da parte dell'amministrazione, cosa che ancora non è stato fatto. E il Consiglio ha chiesto unicamente questo, come asserisce Giuseppe Di Rosa, consigliere comunale del Megafono. Qualcuno ha strumentalizzato il nostro voto è stato solo ed esclusivamente intanto un atto politico dovuto per riportare il volere del CRU e una volta e per tutte la legalità ad Agrigento, perché qualcuno nella, purtroppo devo dire, annosa confusione ci ha pure ricamato sopra. E abbiamo chiesto ufficialmente anche l'intervento dell'ingegnere che ha predisposto il piano regolatore, perché anche lui non ha calato le prescrizioni del CRU sul piano regolatore. Un problema ci sarà. Questo Consiglio Comunale, siccome non, e tutti lo stanno capendo, siccome non ha nessun interesse personale e nessuno può dire che sta lavorando nell'interesse del singolo, sta lavorando nell'interesse della legalità e di quello che ci può essere negli anni a venire. Assolutamente ritengo di dover precisare, non abbiamo votato la riperimetrizzazione del parco. Non siamo così incoscienti da arrogarci un qualcosa che tecnicamente non potremmo fare noi se prima non fosse stato stabilito dal CRU e da altri enti. Consiglio che si distacca dalle accuse, ma accuse che arrivano anche in qualche modo dal sindaco, che si distacca dalla mozione del Consiglio. Il sindaco per atto politico si è distaccato naturalmente, secondo me, doveva farlo e lo ha fatto innanzitutto per tappare le ali a una falsa notizia che era uscita. Noi non abbiamo votato la riperimetrizzazione. Il sindaco col suo intervento ha bloccato quello che in un certo senso si era creato attorno a una falsa notizia. Ma allora perché la stampa ha parlato di restrizione dei limiti? Che dietro la mozione qualcuno possa ipotizzare di risolvere le annose questioni di abusivismo, sanatorie, zona A e chi più ne ha più ne mette è tangibile nei verbali del Consiglio Comunale. Primo indizio: decine di abitanti di immobili abusivi della zona A erano presenti in aula. Nei rispettivi interventi i consiglieri Alessandro Patti e Giuseppe Di Rosa hanno in questo senso raffreddato gli animi, riconoscendo l'impossibilità del Consiglio di decidere in materia. Secondo indizio: alcuni consiglieri nei propri interventi si sono espressi invece sui limiti, fornendo la propria posizione. Parliamo di Francesco Picone, Alessandro Sollano e Daniele Vita. Secondo Francesco Picone, e leggo testualmente i verbali, l'unica norma equilibrata e legittima che ha valore archeologico e scientifico è quella del 1957, parlando però in termini di legge e sostenendo la tesi dell'illegittimità del decreto del 16 maggio del 1968. Alessandro Sollano, intervenendo in nome del PDL, propone di dare un taglio definitivo a questo problema, perché per noi non è un problema, anzi la casa è un diritto e un dovere che spetta a tutti. Decisamente più eccentrico l'intervento del consigliere Daniele Vita, che si è espresso in nome anche di Carmelo Settembrino. Per voi noi non siete degli abusivi, dice Vita. Per noi il primo abusivo è stato Alexander Hardcastle, che ha fatto quella casa lì sulla via Sacra. Il villaggio Mosè, Poggio Muscello, San Leone non c'entrano nulla con l'abusivo. Mozione che non si esprime sui perimetri quindi, ma che sollecita l'amministrazione ad adempiere al voto CRU. Qualche consigliere invece si espone politicamente in merito alla questione. Hardcastle intanto starà protestando dalla sua tomba con vista valle, abusiva si intende.